Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Siamo di nuovo insieme anche questa settimana per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì alle 15:20 e poi in replica questa sera a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Ospite della puntata odierna, mister Giuseppe Giordano. Buon pomeriggio a te e ai nostri amici che ci stanno sentendo e vedendo. Ben trovato Giuseppe, ti ritrovo dopo qualche anno, sono contento perché sei un amico di Penalty e poi soprattutto perché sei un super intenditore anche e soprattutto del calcio dilettantistico. La battuta subito immediata è chiaramente sul Trapani. Sì, siamo da siciliano e da uomo di sport, sono molto contento che finalmente abbiamo un'altra società importante in Lega Pro. Indubbiamente il Presidente ha dimostrato e ha mostrato a tutti che non fa soltanto chiacchiere ma fa i fatti, quindi non soltanto nel calcio ma anche nel basket. Quindi ripeto, la provincia di Trapani credo che debba insomma, prendere tutte le cose più belle e positive attraverso lo sport, attraverso questo gruppo, e quindi dai, il prossimo anno magari da Palermo possiamo andare a Messina, possiamo andare a Catania, mai dire mai. E possiamo andare a Trapani e vederci una partita bella con tanti tifosi che vanno allo stadio. I meriti di questa vittoria sono certamente legati al gruppo straordinario che il presidente Antonini ha costruito, ma a guidare questo gruppo un catanese, Alfio Torrisi. Un pensiero? No, io faccio i complimenti ad Alfio perché, lo dicevamo a voce spente, credo che sia stato bravissimo ad attutire, diciamo, questa Ferrari che aveva a disposizione. Lui è stato bravo a guidarla, ha fatto un grandissimo lavoro secondo me mentalmente, ma anche nei dialoghi, nelle amicizie con questo gruppo, con gente che magari a gennaio è venuta a indossare la maglia granata di grande spessore, e quindi questo va a merito a lui, e ritengo che sia una cosa secondo me molto giusta che possa avere l'opportunità di ripartire dalla Lega Pro in panchina ancora col Trapani. Credo che in questa occasione Alfio abbia dimostrato, e non soltanto una settimana, non soltanto due, ma tutto un campionato, di poterci stare, e quindi vanno i miei più sinceri complimenti per quello che ha continuato a fare, sta facendo e che cosa potrà fare, diciamo, nel Trapani. Condivido assolutamente. Una battuta anche comunque a questo Siracusa che insomma ha dimostrato di essere una squadra solida. Tutti quei punti in Serie D avrebbero permesso alla squadra di poterlo vincere il campionato di Serie D. Ha incontrato nel girone I questo Trapani straordinario, però chiaramente merito alla squadra prima allenata da Gaspare Cacciola, poi con l'arrivo del nuovo allenatore che probabilmente ha cambiato poco, ha lavorato solo sulla mente dei giocatori, soprattutto in questa partita. Sì, io anche qui sono molto soddisfatto perché finalmente abbiamo due squadre siciliane che si sono date battaglia, perché di solito in questo girone negli ultimi anni una campana, una calabrese, sì, invece quest'anno è vero. Due siciliane, quindi io credo che il presidente con tutti i direttori sportivi e la società il prossimo anno parte con un'esperienza maggiore. Penso che si attrezzeranno, e quindi io penso che sia, non so come andrà a finire questa stagione, però dico, se vuol partire col piede giusto, credo che insomma tutte le informazioni utili quest'anno li prende, e il prossimo anno sarà il Siracusa una delle grandissime protagoniste. Attenzione, perché c'è sempre anche il discorso riguardante i playoff che potrebbero dare un'ulteriore chance, perché attualmente è la prima ripescabile per la Lega Pro per la prossima stagione, quindi il Siracusa non è detto che il prossimo anno sia ancora in Serie D. Sai, no? Noi ci auguriamo sempre il Certo, meglio, perché certo. Ripeto, quando una squadra, e tu mi insegni e anche chi ci sta guardando, quando una squadra sale di categoria è tutto il contesto che ne prende i benefici, perché io già penso che ci potrebbero essere 2 primavere in più, 2 allievi nazionali in più, 2 giovanissimi nazionali in più, quindi ampliare i settori giovanili e dare possibilità ai nostri giovani di tante scuole calcio di avere degli sbocchi, non soltanto fare i viaggi della speranza al nord, ma in Sicilia diciamo che ci sono più chance. Più chance, e quindi noi purtroppo siamo così. Gli uomini di sport discutono sempre guardando, ok, siamo arrivati all'obiettivo, troviamo un'altra soluzione per andare avanti e per migliorare il nostro contesto. È vero. Allora parliamo di Serie D e parliamo chiaramente con il tabellino di questa 15ª giornata.
Domenica 7 si è giocata appunto la 15ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Locri 1909 batte San Cataldese 2-1, Canicattì batte Nuovi Gea Virtus 4-1, Castrovillari batte San Luca 2-1, Città di Sant'Agata batte Licata Calcio 3-0, LFA Reggio Calabria batte Real Casalnuovo 1-0, Acragas Città di Aciriale 1-1, Ragusa Calcio batte Portici 4-0 ed infine FC Trapani batte Siracusa Calcio 1-0. Abbiamo detto di questa classifica, Trapani che virtualmente raggiunge il campionato di Serie C. Al secondo posto in classifica troviamo il Siracusa Calcio con 63 la Vibonese, con 55 LFA Reggio Calabria, 48 punti Città di Sant'Agata, con 47 Ragusa Calcio, Real Casalnuovo e Città di Aciriale. 42 Canicattì, con 41 Nuovi Gea Virtus, 39 punti Acragas, 37 Licata Calcio, 34 San Cataldese, con 31 punti il Portici, 28 punti Locri 1909, 26 per il San Luca, 16 punti per il Castrovillari, chiude la classifica con 7 punti la Gioiese 1918. Di nuovo in campo domenica prossima, domenica 14 di aprile, eccola qua la schermata degli incontri. Gioiese 1918 Città di Sant'Agata, LFA Reggio Calabria Canicattì, Licata Calcio Ragusa Calcio, Nuovi Gea Virtus Locri 1909, Portici FC Trapani, San Luca Vibonese Calcio, Città di Aciriale Real Casalnuovo, Siracusa Calcio Castrovillari, riposeranno San Cataldese ed Acragas. Giuseppe, voglio partire proprio da questa San Cataldese, attenzione perché tra l'altro domenica prossima la squadra riposa, per cui c'è la possibilità che qualcuno rosicchi punti alla squadra nissena. Che cosa è successo a San Cataldo? Che cosa sia successo non lo so, però è chiaro che questa situazione è un po' delicata e quindi io credo che da domani, quando incominceranno la lotta gli allenamenti, un po' bisogna fare una quadra perché purtroppo questa sconfitta di sabato non è stata, diciamo, positiva. Io mi aspettavo un pareggio che avrebbe portato sicuramente morale e autostima di tutto il gruppo. Però, il Portici spinge. Lo so. Anche se adesso domenica giocherà col Trapani. Lo so, però ripeto, sono le ultime battute d'arresto e quindi sono tutte battaglie e uno incomincia a fare, insomma, piccoli conticini. Quindi non c'è più una partita facile, il risultato è aperto a tutti, tranne che magari poi incontri la prima della classe, insomma, e puoi prendere anche 2 o 3 gol nel primo tempo. Però ritengo che la San Cataldese, come anche qualche calabrese, deve stare molto attenta perché il discorso dei play-out è molto vicino. Ecco. Può aver inciso il cambio quasi continuo Questo è uno dei fattori. Questo è uno dei fattori che indubbiamente ha destabilizzato un po', diciamo, il gruppo, perché magari poi ognuno ha le proprie idee, però insomma ormai siamo alle battute finali e con questo gruppo bisogna cercare di tenere la categoria, perché credo che San Cataldo ha un pubblico caloroso, un pubblico che veramente per la squadra lo va a trovare in qualsiasi punto che gioca, e quindi io gli auguro, insomma, che possano rimanere nella categoria. Però è chiaro che ogni partita adesso deve essere vista in un'ottica molto delicata e molto attenta. Sconfitta a Canicattì per la Nuova Gea Virtus, Canicattì e Nuova Gea Virtus che comunque nella seconda parte della stagione hanno regalato delle belle soddisfazioni, una salvezza credo abbastanza meritata per entrambe e chissà, forse sia per il Canicattì che per la Nuova Gea la prossima stagione potrebbe essere un po' la stagione della svolta, no? Sì, io devo dire che da quando è entrato il nostro amico Ciccio Di Gaetano all'Igea Virtus si è visto un bel gioco, si è visto una squadra compatta. Beh, è stata una svolta, Sì, è chiaro. Quindi il lavoro di Ciccio alla fine ha portato i suoi frutti. A Canicattì sono contento perché per 2 motivi. Una, perché mi è simpatico, insomma, tutto l'ambiente, e poi perché hanno dimostrato, ahimè, non avendo pure il campo, pur giocando a Ravanusa, però questa è una squadra che ha lottato, quindi guarda caso, se l'amministrazione gli fa il campo nuovo a Canicattì sarà molto difficile andare a fare lì punti. Forse ancora c'è qualche problema, no? Perché lì sì, c'è un problema di spazi. Ho toccato un tasto. È un vero peccato che una squadra di dolente. Serie D non giochi nel proprio campo. Infatti, però ripeto, oggi prendiamo questa
questa salvezza, che è un dato sicuramente importante, e quindi alla luce di questa il Piratella insomma sta facendo anche lui un bel lavoro. Ecco, ci sono tanti tecnici siciliani che in questa categoria stanno veramente mostrando e dimostrando di avere delle capacità, di leggere molto bene le partite, è vero. E di stare sul pezzo. Quindi questo la dice lunga sulla qualità e sulla voglia anche di confrontarsi, di migliorarsi e aggiornarsi, perché poi alla fine i risultati sono molto evidenti domenica dopo domenica. In questo momento in classifica abbiamo il Portici con 31 punti, a 37, un po' impicchiata, il Licata di Pippo Romano, che nella prima parte ci ha veramente sorpreso perché era proprio all'interno addirittura della griglia playoff. Seconda parte della stagione, risultati troppo negativi hanno catapultato questa squadra certamente in una zona un po' pericolante. Che cosa è successo anche a Licata? Ma io guarda, ho sempre ammirato diciamo, la capacità dei dirigenti del Licata, perché sono sempre stati bravi a pescare giovani talentuosi, che poi hanno fatto anche carriera, gente esperta della categoria, e quindi hanno sempre sfruttato molto bene la prima parte del campionato. Poi non so, magari non ci credono, magari non si sentono, hanno delle limitazioni forse sui progetti, non si sentono ancora pronti per fare il salto di qualità, e quindi questo poi determina alcune diciamo, battute negative. Però insomma, sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto della costruzione di una squadra, come stare in campo, credo che Pippo Romano abbia dimostrato in questi anni, specialmente a Licata, di saperci stare. Guardiamoci gli highlights: la vittoria 3-0 proprio del Città di Sant'Agata contro il Licata Calcio. La tripletta firmata da Fabio Alagna stende il Licata, il Città di Sant'Agata irrompe nuovamente in zona playoff. Il match del Fresina è stato però tutt'altro che semplice per i santagatesi, che nel primo tempo hanno sofferto la supremazia territoriale di un Licata vivace e ben messo in campo. Offiti pericolosi già dopo 4 minuti, con Minacori che manca la zampata ravvicinata su assist di Orlando. Al sesto Squillace ci prova da punizione dal limite, ma la sfera è alta di poco. Al 12° Minacori si libera molto bene al tiro e Iovino vola per dire di no all'attaccante del Licata. Al 21° ci prova Rotulo che cerca la prodezza al volo, ma la sua parabola è alta. Al 24° il pericolo per il Sant'Agata arriva da corner, con Orlando che appostato al secondo palo non ci arriva per un soffio. Il Licata è in pieno controllo dell'inerzia del match e al 26° ecco la più clamorosa delle palle gol. Incursione da sinistra di Rotulo, deviazione di Iovino e Currò manca il più semplice dei tap-in con la porta spalancata. Prima del riposo gli ospiti bussano ancora al 35° con il rasoterra di Currò a fil di palo. Poi al 37° Nunzi non aggancia, un buon suggerimento sotto porta. Nell'intervallo viene espulso il tecnico ospite romano per un diverbio con l'arbitro negli spogliatoi. A tornare bene in campo è invece il Sant'Agata che la sblocca dopo 4 minuti. Traversone da 3/4 di Capogna, sponda di Esposito e Alagna stacca più in alto di tutti e insacca. Il Licata prova subito a reagire al 10° con Abercon che gira di testa ma non trova la porta. Da qui in avanti è però soltanto un monologo dei padroni di casa che al 12° raddoppiano. Ottimo pallone di D'Amore al secondo palo per Alagna che si coordina e al volo fa secco Valenti. 1-2 micidiale del Sant'Agata che adesso si lascia apprezzare per le sue giocate. Al 24° Nunzi dialoga bene con Minci che da lontano scalda i pugni di Valenti. Alla mezz'ora Alagna si libera al tiro su schema di punizione, ma la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali. I santagatesi non sembrano assolutamente sazi e al 37° Marcellino si beve l'intera retroguardia ospite, serve per D'Amore che in tuffo non trova lo specchio della porta. Al 45° ci prova ancora Mincica, il suo tiro ravvicinato trova però l'ottima risposta di Valenti che nulla può invece al quarto di recupero sul fendente da 25 metri di Alagna che a fil di palo firma la tripletta personale. Finisce così 3-0 per il Sant'Agata che ritrova un successo che mancava da fine febbraio, riaggancia la quinta piazza e soprattutto manda un chiaro segnale a tutti di voler giocarsela fino alla fine per un posto nei playoff.
abbiamo un'ulteriore conferma dell'LFA Reggio Calabria che vince contro il Real Casalnuovo, campo difficilissimo, squadra che comunque insomma ha sempre qualche speranza di entrare nella griglia playoff. Beh, diciamo che quando parliamo della nuova società che è nata a Reggio Calabria è un discorso a parte, perché come è successo per il Palermo, per il Bari, insomma, quando una grande... Ricominciare non è mai facile. Non è facile, magari il Palermo, il Bari e il Parma sono state brave a subito a creare i presupposti per avere un gruppo importante. Ci metterei dentro anche il Catania. E il no? Catania, sì, scusate, me l'ho ci dimenticato. mancherebbe. Però vedi, a Reggio Calabria sono partiti così, non con idee molto chiare, poi qualche piccola situazione all'interno, il centro sportivo c'era, non c'era, andiamo a destra, andiamo a sinistra. Ecco, tutto questo ha fatto sì che ha perso dei punti strada facendo. Però credo che adesso con l'avvento di nuovi soci, di nuova gente che fa calcio, credo che sia la squadra che Potrebbe finirà un campionato più dignitoso, però partirà da una griglia interessante anche la prossima per il stagione. prossimo anno. È vero. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Real a Casalnuovo che perde in casa 1-0 contro l'LFA Reggio Calabria. Quello che temevo prima della gara, perché sapevo che loro comunque è una squadra strutturata, ci poteva far male nei piazzati, uno perché c'è gente che calcia benissimo, anche perché hanno giocatori che bravi di testa. Quando poi ho dovuto fare il cambio forzato di Cannavaro, l'unico 2005 che avevo era l'attaccante, quindi ho dovuto togliere il vertice, era Reginaldo, ho dovuto dare una marcatura a Castellano, che non è un ragazzino, un 2005, che non è manco strutturato per marcare, manco a farlo apposta prendo gol su corner, però questo non deve cancellare la grandissima prova che abbiamo fatto. Abbiamo veramente espresso un grandissimo calcio, soprattutto il primo tempo, abbiamo fatto delle trame di gioco interessanti, bellissime, che difficilmente si vedono in campionati di Serie D. Quindi sono molto soddisfatto dei ragazzi, molto soddisfatto, perché hanno interpretato benissimo la gara, abbiamo creato tanto, però quando giochi contro queste squadre lo sai che se non la metti dentro poi loro alla prima occasione ti fanno male, e così è stato. Poi abbiamo spinto fino alla fine, ho cambiato anche il sistema di gioco, ci siamo messi con 4-2-4, l'abbiamo chiusi nella loro metà campo, abbiamo creato anche altre occasioni, ci sono stati vari interventi importanti di Martinez, giocatore di grandissima esperienza e molto forte, che ha salvato il risultato sia su pezzi, e poi alla fine è stato un peccato, a 1 metro dalla porta l'abbiamo messa fuori. Una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra organizzata. Conosco Raffaele Esposito da tanti anni, so che è un allenatore preparato, quindi non era semplice venire a giocare su questo campo, che tra l'altro è molto stretto, e quindi ritengo che sia una vittoria dal grande valore, anche perché ci permette comunque di raggiungere, anche se virtualmente, non so se è matematico o meno, di raggiungere i playoff, che è un risultato minimo, che però è comunque già una base di partenza per provare a fare quello che volevamo fare, cioè un campionato in crescendo nel finale. Noi ci meritiamo i playoff, lo ripeto, dopo aver raggiunto la salvezza in largo anticipo, ma per quello che abbiamo fatto, per i sacrifici, per come siamo partiti. Non ci dimentichiamo che siamo partiti ad agosto, la squadra ancora non esisteva, quindi i giocatori presi strada facendo, giocare in un certo modo, per quello che abbiamo fatto durante tutto l'arco del campionato, andare a vincere a Reggio, vincere con la Vibonese, tenere testa al Trapani in casa. Abbiamo fatto delle cose molto importanti, in più abbiamo fatto delle plusvalenze, giovani venduti alla Cremonese, altri giovani, Bonavita, Piga, tutti giocatori che interessano a squadre di C. Io dico che è stato fatto veramente un grandissimo miracolo sportivo in quest'anno. È normale, la ciliegina sulla torta sarebbe conquistare i playoff, e noi abbiamo ancora la possibilità di raggiungerli e ci proveremo sicuramente. Ha dimostrato durante il campionato il Casalnuovo di essere una squadra assolutamente di livello alto per questo campionato e per questa categoria. Alcuni giocatori insomma sono assolutamente
affidabili, forti, qualcuno l'ho allenato io, insomma, quindi conoscevo il potenziale della squadra dal punto di vista tecnico, dei singoli, dell'organizzazione, quindi ripeto, per noi è una bella vittoria. Finisce in parità il derby tutto siciliano tra Città di Aciriale ed Akragas, pareggio che accontenta entrambe, stagione positiva per entrambe. Adesso un po' il Città di Aciriale spera, chissà, nella possibilità di rientrare nel gruppo playoff. Come vedi la possibilità per la squadra diretta soprattutto dal punto di vista organizzativo da Agatino Chiavaro? No, ma anche questa è un'altra società che ha sicuramente patito un po' la parte iniziale del campionato, però poi nella seconda parte, anche con l'avvento di Marra, è riuscita a trovare equilibrio, risultati importanti, c'è stato un assemblaggio del gruppo e quindi adesso... I tifosi non ci speravano più. Infatti abbiamo visto quella cornice bellissima quando c'è stata la partita contro il Trapani. Sì. Quindi, ripeto, Aciriale merita, è un'altra piazza dove merita chiaramente il salto di qualità e di categoria. Non so quando avverrà, ma ci auguriamo al più presto possibile. Però, insomma, credo che ci sono delle società dove hanno veramente dei personaggi di calcio e lì fanno funzionare la loro esperienza, e una questa è quella della Aciriale. Quindi certo. Io auguro all'ambiente di Aciriale di trovare energie e fondi, è un progetto importante per fare anche qui il salto di qualità. A Canicattì il campo non ce l'hanno, ma ad Agrigento, anche se ce l'hanno, sappiamo benissimo in che condizioni è il terreno di gioco. Pessimo, tutte le squadre, compreso l'Akragas, si lamentano del terreno di gioco, la struttura è un po' fatiscente. Forse probabilmente il passo successivo per costruire un progetto importante ad Agrigento è quello legato al campo. Sì, come tutte le strutture che hanno già un'età ha bisogno di essere, diciamo, ripristinata, di fare una certa manutenzione. Parte da là il progetto certo, perché tecnico anche. Io ripeto, ormai con tutte queste superfici in sintetico, insomma, non capisco perché anche lì si potrebbe trovare un modo per mettere un progetto e quantomeno fare già un manto in sintetico che permetterebbe chiaramente per 10-15 anni di giocare dalla mattina alla sera con tutte le società e più che altro la squadra dell'Agrigentino. Però, ripeto, anche qui la piazza è esigente, la piazza desidera, perché si guardano attorno e dice ma come mai noi non riusciamo? E quindi il fatto che adesso, il prossimo anno, Agrigento è la città capitale della cultura, speriamo che qualche fondo possa arrivare e che si ricordino, potrebbe esserci la spinta e che giusta, si ricordino no? anche di questo movimento così importante che è l'Akragas, perché insomma il mio amico Matteo Colucci lo porta a destra e a sinistra, sì, è vero. si mette il vestitino, va in tantissime trasmissioni, ma chiaramente credo che sia importante che Agrigento possa fra 2 o 3 anni fare anche lui il salto di qualità. Che campionato è stato quello di Coppa, debuttante volendo in categoria? Ma Coppa, questa è una bella domanda. Io da esterno posso dirti che un altro diciamo, pensiero positivo c'è, perché veniva da stagioni così in eccellenza. Lui si è trovato in una categoria che probabilmente non conosceva, magari certo. Perché il campionato di Serie D, specialmente il girone I, è tosto. In una piazza come Agrigento. È tosto, e lui tra alti, bassi, insomma, discussioni e controdiscussioni, risultati e meno risultati, è riuscito quantomeno già a portare la squadra diciamo, in una situazione dove probabilmente mancheranno un punto, mancheranno 2 punti, però è salva per la categoria e già è un buon risultato. Poi non so se sarà riconfermato, se non sarà riconfermato, se andrà in un'altra piazza, però credo che lui abbia sicuramente fatto vedere di che pasta è, sì. E quindi sarà, secondo me, è sul mercato, perché insomma se viene confermato è meglio per lui, se non viene confermato magari sarà in piazza. Rimarrà comunque una stagione di salvezza, sì, ad Agrigento. Sì, anche perché aveva 4-5 giocatori di categorie importanti che hanno tenuto il gruppo fino adesso, e
e quindi hanno raggiunto questi 39 punti importanti. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Akragas e Città di Aciriale. Oggi questa vittoria la dedico a tutti i ragazzi, perché sono stati loro a far innamorare questo pubblico meraviglioso di Agrigento, a sostenerci fino al 97esimo, credo che abbiamo segnato, abbiamo battagliato, non ci hanno regalato mai niente nessuno, mai, non abbiamo fatto mai nessun tipo di, e mi fermo qui, siamo stati sempre a combattere col coltello fra i denti, abbiamo perso anche malamente, ma abbiamo vinto, abbiamo gioito e oggi tutto il gruppo, in primis il condottiero Marco Coppa, Samuele Costanzo, Daniele Indelicato, mi dispiace non poterli elencare tutti, il presidente Lala, Giuseppe Deni, il dottore Bottone, vicepresidente e vicepresidente Calle, tutti quanti, io li ringrazio per avermi supportato e sopportato in questa stagione, che non è finita e che spero sia più lunga e duratura, con un progetto lungimirante. Quindi andiamo avanti, vediamo di chiudere il campionato e vediamo di riuscire a quadrare Agrigento città della cultura e città dello sport. Non me ne vogliano i colleghi di Acireale, il mister oppure lo staff tecnico, però se non ricordo male ci hanno tirato in porta solo sul rigore. Un rigore che non so se c'era o non c'era, però se l'arbitro l'ha dato vuol dire che c'era, però 30 secondi prima devi dare un rigore sacrosanto a noi. Questo non per lamentarci degli arbitraggi, però quest'anno veramente siamo veramente stanchi. Poi la squadra, dopo essere passata sotto, ha avuto una grandissima reazione, ha creato tanto e penso che alla fine il risultato di parità è il minimo che potevamo raccogliere per la mole di gioco che abbiamo fatto e per l'atteggiamento che ha avuto in campo la squadra. Se vi ricordate avevo detto che noi dovevamo mentalizzarci sui 42 punti, adesso ne bastano anche 39 perché abbiamo visto che dietro hanno perso tutte, e ha un sapore bellissimo che dedichiamo in primis alla proprietà per i tanti sacrifici che ha fatto per portare avanti questo campionato, allo splendido pubblico, alla splendida curva e poi lo voglio dedicare pure al grandissimo staff tecnico che ho e allo staff che tutti i giorni lavora qui con noi, i vari Maurizio Capraro. Ciccio Nobile non lo nomino perché lui fa parte dello staff tecnico, ma non solo dello staff tecnico, Totò Principalli, il segretario Bellomo, Gaetano Di Caro. Diciamo che noi quest'anno abbiamo creato veramente una famiglia, supportati anche da uno staff medico importante, Stefano Frassetto e Cristiano Modestino, capitanati dal nostro dottor Bottone che è l'anima dell'Akragas, veramente è sempre con noi, lo chiamiamo H24, è sempre pronto e devo dire che abbiamo coronato non un sogno ma un cammino bello. Vi rimangono 3 partite, cercheremo di farle al massimo e fare più punti possibili. Noi sapevamo che comunque affrontavamo una squadra importante che in casa ha dato del filo da torcere a tutti e sapevamo che uscire indenni da qui era un risultato positivo. Dispiace per come è accaduto, perché comunque ce l'avevamo in pugno, però nulla toglie che comunque l'Akragas ha fatto la sua partita, noi la nostra, magari il primo tempo dovevamo essere più cinici nell'occasione importante che abbiamo avuto e non siamo riusciti a sbloccarla il primo tempo, poi magari forse ci ha fregato la gestione, però noi non siamo abituati a gestire da bassi, quindi pensando di portarla al termine l'Akragas ha sfruttato le sue situazioni e ha meritato il pareggio, quindi sono contento che comunque ha raggiunto l'obiettivo, ma non è stato questo punto, l'avrebbe raggiunto comunque al di là del risultato di oggi, avrebbe raggiunto e meritato come l'ha meritato la salvezza l'Akragas, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro soprattutto all'andata, anche con l'allenatore ha fatto un ottimo lavoro, quindi faccio i complimenti a loro e spero che questo punto ci dia slancio per poi cercare di arrivare a una cosa che fino a un mese fa era insperata per noi, quindi bisogna fare i complimenti alla squadra, c'è il rammarico però non è detto che se avessimo vinto qui raggiungevamo sicuro i playoff.
un Ragusa che non ti aspetti, 4-0 contro il Portici e sta accarezzando il sogno playoff. Complimenti a Ignoffo. Vabbè, Giovanni è uno che insomma, ha navigato sia come calciatore, sia come dirigente, sia come Ha trovato l'ambiente giusto, secondo me, a responsabile del Ragusa, settore giovanile al Benevento per tanti anni. Insomma, ha fatto delle bellissime stagioni negli ultimi anni in quarta serie, quindi, e poi una piazza anche qui Ragusa, cioè, stiamo parlando veramente che tutte dovrebbero essere tutte in Lega Pro, però credo che insomma, anche questa vittoria così bella larga insomma, dimostra che la squadra sta in salute, che segue una direttiva dell'allenatore, e quindi mi auguro che lui possa essere riconfermato e che possa continuare questo percorso a Ragusa. Voglio chiudere di nuovo parlando del Trapani, ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita e poi cercheremo anche di scrutare quale potrebbe essere a questo punto il successivo passo vincente, speriamo, del Trapani, perché c'è sempre da fare una finale playoff e poi c'è anche la pool scudetto. Buonasera dal provinciale, buonasera da Trapani Siracusa, siamo partiti. Enis Yukai rilancia lungo per Besballa che si sgancia in avanti, la palla è buona per Pino, limite dell'area di rigore, Pino in area di rigore, il tiro di Emiliano Pino e c'è la parata in uscita da parte di Lamberti. 0-0, ottavo minuto di gioco al provinciale tra Trapani e Siracusa, il cross all'interno dell'area di rigore, vai, c'è gol! No! Viene annullato il gol di Andrea Cocco, palla alta, va a staccare Andrea Cocco e c'è il pallone che va dentro, ma c'è calcio di punizione. Zona di competenza adesso, fascia opposta, siamo a destra con la spinta da parte di Sena, palla nel cuore dell'area di centrocampo, il primo tiro in porta da parte del Siracusa. Palla che resta in possesso del Trapani, Kragel, è alta di un non nulla, altro squillo da parte del Trapani, con il petto Kragel la mette giù, doppia finta, poi alla fine calcia, e pallone che veramente di un non nulla. C'è l'anticipo però da parte del Trapani, con Guerriero che sale, a fianco a sé Convitto, lo scambio tra i due, ancora Guerriero, può mettere il pallone all'interno dell'area di rigore, la palla che passa, Kragel! La parata e poi qui mi piacerebbe rivederla. La palla è di Guerriero, mette il pallone al centro, dietro c'è Kragel, la parata da parte di Lamberti, va Cocco sul pallone non lo prende mai Vacca. Sale Guerriero, buona la palla per Crimi, area di rigore. C'è il tiro di Crimi e l'angolo è il numero 5 del Trapani. Tutto è pronto, parte Kragel, il tiro di Oliver Kragel. Il tiro sempre con il piatto mancino di Oliver Kragel, pallone che si abbassa con Lamberti che mette le mani sulla traversa. Parte il secondo tempo, Roberto Convitto cerca e trova Besballa sulla tre quarti, Balla salta un avversario, da lì può calciare, il tiro di Balla! Il tiro di Balla! Il tiro di Balla! Impazzisce il provinciale! Eccola qui, la rivediamo, il calcio di gol esterno che inganna Aliberti perché gira sul finale. In maniera abbastanza caotica e problematica il Siracusa cerca di allontanare il pallone, non ci riesce. Destro-sinistro da parte di Kragel, il cross all'interno dell'area di rigore, vanno a staccare i difensori ospiti, poi con Convitto che interviene sul pallone, Convitto, la parata di Lumia, pallone che resta lì, Bollino, e in seconda battuta il portiere branca il pallone. Ancora si continua a giocare, il Trapani in avanti e sono le 22:28 di domenica 7 aprile 2024. Il Trapani è promosso in Serie C. Saluto la città di Trapani, che stasera ha dato dimostrazione di essere pronta per il salto di qualità, il salto di categoria, che non è solo quello di andare in Serie C, ma quello di avere cominciato a costruire qualcosa di importante. Il primo giorno che sono venuto qui, ho fatto la conferenza stampa di presentazione, avevo gli occhi di fronte di persone che mi guardavano un po' come se fossi un pazzo.
e dentro di me pensavo che tutta quella era energia positiva, perché mi spingeva ancora di più a tentare di realizzare quello che ho realizzato. Oggi è facile dirlo, ma vi assicuro che abbiamo compiuto un autentico miracolo sportivo. I risultati che abbiamo fatto quest'anno sono assolutamente fuori da ogni logica di andamento di campionati. Credo che siamo, da quello che mi hanno detto ieri, la seconda squadra in termini di punti della storia della serie D e della Serie C, tanto per darvi un'idea. E abbiamo 13 punti di distacco da una squadra che ha fatto 69 punti e che sarebbe prima in tutti gli altri gironi della Serie D. Noi abbiamo, come detto più volte, già identificato dei giocatori importantissimi che dobbiamo portare a Trapani, stiamo cercando di convincerli a scendere anche di categoria, ossia dalla Serie B alla Serie C, perché sappiamo quali sono i ruoli che dobbiamo migliorare, ma sappiamo al tempo stesso che sarà più difficile di quest'anno, ma ancora più stimolante, e credo che se riusciremo ad avere lo stadio come stasera a tutte le partite che giocheremo in casa, noi avremo, con una squadra che stiamo costruendo, grandi possibilità di andare in serie B subito. Credo che è stato un risultato forse che neanche io mi sarei aspettato in questi termini, nonostante ho dichiarato dal primo giorno che sarebbe stato il 7 aprile la data della vittoria del campionato, perché pensavo che poi, siccome in campo vanno uomini che hanno mille fragilità, mille problemi, gestirli non è facile, e invece devo dire che la squadra è stata impeccabile, dal primo all'ultimo. Anche quelli che hanno giocato poco, quando sono stati chiamati in causa, hanno fatto un campionato eccezionale. Ne vorrei citare alcuni, ma poi faccio torto a chi non cito, e quindi dico che dal primo all'ultimo mi hanno dato grande soddisfazione. Sono contento che oggi abbia segnato Balla, perché è un ragazzo su cui ho puntato sempre e ho convinto spesso e volentieri Alfio a dargli grande considerazione, perché è un ragazzo che secondo me ha una classe impeccabile, ha problemi solamente di tenuta a lungo termine, ma se giocasse sempre come sa sarebbe secondo me titolare in qualsiasi squadra di Serie B. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, parole veramente non riesco a trovarle, ce ne sarebbero tante, però quando si vince a Trapani non è qualcosa da poter paragonare. Anche oggi tante pressioni, perché sapevamo che c'era tutto pronto, perché il nostro presidente come sempre è sereno e tranquillo, quando dice una cosa poi accade, però lo sa lui, io stanotte non la sapevo e quindi ho dormito poco, perché solo al pensare di un eventuale 0-0, tutti questi fuochi d'artificio pronti, le feste pronte e quant'altro, immaginatevi che serata potevo passare. Però come lui difficilmente sbaglia, o almeno fino ad oggi non ha mai sbagliato, e quindi è stato, tra virgolette, la giornata perfetta, dai, e quindi abbiamo riportato il Trapani tra i professionisti, che è la cosa più importante. Avevo promesso in fase di presentazione quest'anno sul palco che ci saremmo rivisti a giugno per festeggiare, promessa mantenuta, e quindi che dire, una giornata indimenticabile. Vittoria del Trapani dunque 1-0 contro questo Siracusa. Come avresti affrontato questo Siracusa, cosciente che la vittoria ti avrebbe catapultato in Serie C? Avresti adoperato la stessa tecnica con la quale poi Torrisi ha schierato la sua squadra, aggredendoli subito, quasi dal primo minuto? Ma queste sono partite dove non c'è bisogno di maggiore tensione, perché le motivazioni vengono da sole, e magari c'era qualcuno che era alla prima possibilità di fare il salto di qualità, e quindi magari la vigilia, l'antivigilia era un po', insomma, in tensione. Però credo che, insomma, per quello che abbiamo visto in televisione è stata una partita giocata a viso aperto, giocata anche con un certo ritmo, anche delle belle giocate, e quindi non sembrava neanche la partita di Serie B, nel valsa per coloro che erano presenti, e che noi l'abbiamo vista anche in TV, quindi complimenti a tutti coloro che sono stati i protagonisti di questa partita. Però devo dire sinceramente
che il Siracusa se l'è giocata a viso aperto e non ha demeritato completamente, anche se poi tu mi insegni chi fa un gol in più vince la partita. Vince la partita. Un triplete secondo te fattibile? Sì, per la mentalità del presidente sì, perché lui a questo punto, come ne stiamo parlando noi, ne parlerà lui con i suoi diretti, diciamo, collaboratori, quindi parlerà anche con Torrisi, parlerà con la squadra. Adesso a questo punto vorrebbe raggiungere tutti questi step importantissimi. Sì, assolutamente, quindi anche perché, ripeto, in quarta serie c'è il record del Palermo, anche se poi ci fu una sospensione, c'è il record del Bari, c'è il record della Parma, quindi perché no, il Catania pure. I record fanno sempre piacere. Certo, ma è normale a questo punto. Le ambizioni, poi è normale che personaggi come Antonini, come tanti altri che sono stati i protagonisti di una stagione, ci tengono a far sì che, insomma, tutto il contesto riesca ad essere sulla stessa direzione, quindi io credo che sarà un Trapani che non regalerà niente a nessuno, che guarderà a finire fino alla fine, insomma, e scrivere nell'albo d'oro delle statistiche un ennesimo record. Bene, bene, e allora a questo punto abbiamo concluso la prima parte della nostra trasmissione, adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, rientreremo subito dopo per parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Rimanete con noi, a tra poco. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Music is a show with Sorrisi Superstar. You're the best in the world, my Sorrisi, and songs I love you.
Eccoci rientrati in studio, seconda parte di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Seconda parte, sempre in studio con noi mister Giuseppe Giordano. Giuseppe, 2 gironi di eccellenza che ancora non hanno definito la squadra che passerà al campionato di Serie D la prossima stagione, intensi. Girone A, Favara, Nissa, girone B, Paternò ed Enna. Prima di andare poi nei dettagli, una battuta su questi 2 gironi che comunque anche quest'anno ci hanno regalato delle belle emozioni. No, ma i campionati di eccellenza, specialmente da noi, sono campionati importanti dove ci sono società che veramente spendono un sacco di soldi. Quindi con i soldi del campionato di eccellenza potrebbero fare un bel campionato di Serie D a salvarsi. È vero. Quindi, però insomma alla fine quello che conta è che aumentano le società siciliane nell'altro girone, quindi aspettiamo, ecco, se poi sarà il Paternò, sarà l'Enna, se sarà il Pro Favara, se sarà la Nissa, però più squadre arrivano in quarta serie è sempre un beneficio per tutti noi. Partiamo con il girone A del campionato di eccellenza. Si è giocata la 12ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Aspra Geraci 2-2, Accademia Trapani batte Castellammare 3-2, Unitas Sciacca batte Casteldaccia 2-1, Nis FC batte Folgore Castelvetrano 1-0, Athletic Club Palermo 2-1 contro il Fulgatore. Mazzara batte Mazzara 46 1-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio Pro Favara 1-1, Super Giovane Castelbuono batte Don Carlo Misilmeri 1-0. Guardiamo la classifica dove troviamo la squadra di Terranova al primo posto con 74 punti, con 65 il Pro Favara, 48 per il Mazzara, 46, 43 Unitas Sciacca, con 42 il Castellammare, con 41 Super Giovane Castelbuono, 35 punti Don Carlo Misilmeri, 34 Athletic Club Palermo, 32 Oratorio San Ciro e San Giorgio, con 31 Folgore Castelvetrano, 29 punti per il Geraci insieme all'Accademia Trapani, 28 per il Casteldaccia, con 21 Fulgatore, 20 punti per il Mazzara, chiude la classifica l'Aspra con 19 punti. Doveroso iniziare con questa Nissa che vince una partita non facile contro la Folgore Castelvetrano, una classifica che a questo punto sorride alla squadra di Terranova, basta a questo punto un punto per andare in Serie D. Settimana prossima giocheranno con la Super Giovane Castelbuono in casa. Sì, diciamo che sono arrivati al traguardo, ci sarà uno stadio pieno di bandiere a tifare questo ritorno in Serie D, meritato perché devo dire sinceramente hanno costruito una squadra veramente di categoria superiore, lo hanno dimostrato dentro e fuori. E quindi Terranova ancora vincente. Terranova un allenatore vincente e quindi credo che insomma ci siano tutte le basi, come in tante altre piazze, di poter fare bene nella categoria superiore. Però merito anche al Pro Favara, insomma, che ha veramente dato battaglia a una corazzata come la Nizza. Però insomma Catalano ce l'ha messa tutto con i suoi ragazzi, però insomma in alcuni momenti qualche pareggio in più e la sconfitta, quella di Castellammare, ha fatto sì che insomma squadra avevano vinto addirittura lo scontro diretto. La squadra diciamo ha avuto un calo più che altro mentale, magari di pressione, però insomma dai, sono state 2 società importanti che hanno veramente onorato il campionato. È vero. Beh, adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 12ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Imesi Atletico Cataria 94 batte Mister Bianco 2011 3-1, Città di Gela batte Leonzio 4-0, Enna Calcio Milazzo 3-3, Ionic FC Rocca Acquedolcese 2-1, Nebros Mazzarone Calcio 2-2, Messana 1966 che vince a Paternò 2-1, Leonfortese batte Santa Croce 3-0, Modica Calcio batte Real Siracusa Belvedere 6-0.
Finisce 3-3 lo scontro diretto tra Enna e Milazzo, ne approfitta solo il Modica in quanto il Paternò cade in casa contro il Messana. Ma guardiamo la classifica. Enna Calcio 65 con 58 Paternò Calcio, 50 punti Modica con 45 il Milazzo, 43 Ionica FC, 38 punti Città di Gela, 37 Imesi Atletico Catania, con 34 Nebros e Real Siracusa Belvedere, 32 Mazzarone Calcio e Mister Bianco 2011, 30 punti Rocca Acquedolcese, 28 Leonzo 1909, con 27 Messana 1966, 24 punti Leonfortese, chiude la classifica il Santa Croce con 16 punti. Probabilmente il Paternò avrà pagato questa partita contro il Teramo perché cade in casa contro il Messana. Attenzione, è una bella squadra, eh? Che ne pensi? Sì, è chiaro che c'è stato il momento della festa, della gioia e quindi magari recuperare mentalmente non è mai facile. Magari non si è recuperato alla grande, il Messana aveva bisogno di fare punti e magari ha fatto la partita dell'anno e ne esce vittorioso, però insomma questo non preclude niente, nel senso che il Paternò è lì sul pezzo, sta aspettando, insomma, piano piano comincerà a pensare alla finale, però insomma credo che se la giocherà anche in campionato e basta qualche giorno di riposo, insomma, e ritornerà Raciti sa quello che deve fare, insomma. Era già pronta la festa ad Enna, 3-3 contro il Milazzo che aggancia i playoff con questo pareggio importante in casa della capolista. Chiaramente festa probabilmente rimandata, non so se sei d'accordo. Sì, è rimandata domenica, penso che insomma vanno in provincia di Messina contro l'Acquadolcese. Sì, va a giocare contro la Rocca Acquedolcese. Va a giocare fuori casa, quindi però insomma è tutto lì, insomma, un po' di attenzione in più. Certo, avrebbero chiuso il fatto vincere ieri. Il campionato in casa però, è un'altra cosa. Sì, è normale, però insomma bisogna accettare, perché vuol dire che anche il Milazzo è stato lì sul pezzo. Venuti è uno che su queste cose ci trova, è vero, Antonio è uno vero. Che insomma grande esperienza fino alla fine, no? Si rigioca nei particolari, nelle palle sporche, insomma è uno che sotto questi aspetti insomma è molto bravo. Beh, una cosa è certa comunque, questo Enna di Campanella, lo abbiamo detto proprio in apertura parlando dei due gironi, ha dimostrato di avere quella solidità che è fondamentale per la categoria. Diciamo che è un credo che Giovanni porta dietro dove è stato stato, quindi squadre molto equilibrate, squadre solide, squadre che giocano su tutti i palloni, squadra abbastanza corta, l'esperienza di qualche giocatore là davanti fa la differenza, quindi è uno che va in vantaggio e sa tenere le posizioni, quindi non è che è uno che insomma si inventa le cose. È molto preciso sotto questo aspetto, è uno che sa leggere molto bene le partite, quindi è uno che sa tenere anche lo spogliatoio. Ma sì, probabilmente, anche perché insomma lo possiamo dire, insomma non è un tipo che li manda a dire le cose li fa. Attenzione, ci piace questa cosa, ci ma piace. Guarda, io mi augurerei che tanti allenatori che hanno la possibilità di allenare in certe categorie riuscissero a essere così, perché quello non significa avere personalità, ma significa trovare anche delle soluzioni anche con un rimprovero, tra virgolette, sportivo, insomma, tra persone, perché come può sbagliare l'arbitro, come può sbagliare l'allenatore, possono sbagliare sicuramente i giocatori, quindi però avere l'opportunità insomma di confrontarsi e trovare le soluzioni credo che insomma sia la cosa più idonea in questo mondo. Vedremo come andrà a finire, certamente queste ultime giornate sicuramente ci regaleranno delle bellissime emozioni, soprattutto cercheremo di capire quale sarà la griglia playoff e perché no anche poi tutto il discorso riguardante i playout. Con questo girone B abbiamo chiuso anche il discorso riguardante il campionato di eccellenza, abbiamo chiuso anche la presenza in studio del nostro ospite, al quale devo fare un'altra domanda. Prego. Quando ritorni in panchina, perché questo è... No, dico, io la panchina a casa ce l'ho. Vabbè, ma tutti ce l'abbiamo una panchina in giardino, però no, la panchina che insomma tutti vorremmo avere è quella di una bella squadra. Sono venuto qui anche per parlare di questo, così la gente mi guarda. Bravo, bravo. E quindi, insomma, io sono sempre a disposizione per quello che mi viene proposto. Anche tu sei uno che cerca il famoso progetto? Perché
Ma si è un po' abusata questa parola. Sai, il progetto, ma l'importante è già fare una chiacchierata. Giusto. Se fai la chiacchierata poi probabilmente le soluzioni si trovano. Capisci la sintonia. Tutto dipende da lì. Però, sai, se non arriva la chiamata, oggi come oggi, secondo me, non è è vero che dicono bisogna proporsi, bisogna farsi vedere in giro, bisogna aggiornarsi. Però, insomma, è giusto che poi arrivino a una certa età. Insomma, è giusto che sono gli altri che devono cercarti. Bravo, vagli poi tu con attenzione quali sono gli obiettivi io mi auguro più che insomma importanti. da questa trasmissione è stato un piacere poter Grazie, anche per parlare me. di tutte le nostre realtà siciliane e faccio i complimenti personali a tutti coloro che insomma ci rappresentano ogni domenica come territorio siciliano, come vanno fuori dallo stretto, e quindi per noi che viviamo di questa disciplina, di questa palla che va a destra e a sinistra, è sempre un piacere che una squadra siciliana possa essere menzionata a livello nazionale. Grazie Giuseppe. Grazie a te, un saluto a tutti i tuoi ospiti e tutti i tuoi telespettatori. Grazie a Giuseppe Giordano, l'ospite di questa puntata di Penalty. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo che questa stessa puntata la potete rivedere anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook Penalty, ma saremo in replica anche questa sera a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. Always let her, she just moves with the weather. She guides me with her patience and we breathe in together. Some mistakes, a little wisdom, and we move with the weather. Sarà ancora una volta la passerella più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, 11ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere!